Benvenuti a Borgata Costiera in Festa, una serata dedicata alla moda, allo spettacolo e alla musica. Tantissimi gli ospiti, non una notte rosa ma una notte dedicata al rosa. Sono tantissimi gli ospiti anche dello spettacolo italiano, tantissime soprattutto le donne che saranno presenti sul palco. Assieme a noi vi faremo vedere il backstage della serata, intervisteremo tutti, quindi mi raccomando non cambiate canale e restate su telebs.it. Come promesso siamo nel backstage della serata Borgata Costiera in Festa, accanto a me organizzatori e presentatore che sarà sul palco. Come è nata l'idea di questa serata? Ma l'idea è nata da una voglia di voler fare qualcosa di diverso e qualcosa di grosso all'interno della città di Mazara e qui il consigliere Foggia mi ha coinvolto insieme anche ad altre persone che poi conosceremo più avanti per cercare di fare questa esperienza. Infatti il titolo della serata non è La notte rosa, ma indossate qualcosa di rosa, vuole essere appunto un qualcosa di diverso rispetto alle classiche serate che ci possiamo aspettarci. Sarà una bellissima serata piena di ospiti, piena anche di molte sorprese che poi vedremo durante la serata e quindi spero che la gente si diverta e soprattutto che capisca che a Mazara si può anche fare anche questo. Alessandro Burzotta presenterà questa serata, allora, sono tantissimi gli ospiti anche di calibro nazionale, dello spettacolo italiano, emozionato o no? C'è sempre l'emozione prima di uno spettacolo, ho ancora 20 anni e ancora spero di andare avanti e l'emozione c'è sempre, anche se non è la prima volta. Comunque diversi diciamo, personaggi del mondo dell'arte, diciamo in generale italiana. Parliamo dai Calandra e Calandra, che saluto, sono dietro di noi, per cui mi fanno le smorfie, per cui io devo per forza salutare. Poi abbiamo Massimo Spada, abbiamo Costantino, abbiamo Enid Steven, abbiamo diversi artisti, diversi ospiti, Matranga e Minafò, se non erro, sì, Matranga e Minafò, per cui sarà comunque una serata diversa dalle altre, una serata avremo anche lo Sciccareddo qui come grande ospite. Una serata molto basata sul varietà, magari passeremo dalle canzoni a delle interpretazioni di testi, dalla comicità a qualcosa di più profondo, diciamo, una serata diversa, diciamo, ecco. Accanto a noi anche il regista, moda, spettacolo, ma anche musica. Come organizzare tutte queste cose insieme? Il mio ruolo è soltanto quello di aiutare Francesco in questa serata che abbiamo iniziato a concepirla, ad organizzarla già da quest'inverno. È stata molto dura perché coadiuvare e cercare di organizzare con tutti questi artisti, persone che venivano da Milano, da Roma, dalla Sicilia, chi per un modo, chi per un altro, è stata molto dura, molto dura. Noi speriamo che stasera vada tutto bene. Quello che ci rimane è l'orgoglio di aver potuto fare una serata del genere, che non so come andrà a finire, perché ogni 5 minuti c'è una novità
che cerca di bloccarci, ma noi siamo caratterialmente abbastanza determinati a cercare di farla andare per come ce l'eravamo immaginata. Non una notte rosa, ma una notte dedicata al rosa, alle donne, allo spettacolo, un po' a tutto. Come è stata organizzata? Sicuramente è stato difficile. Innanzitutto dico all'amico Salvatore che nulla tutto sommato si può fare se non c'è il massimo impegno e la massima abnegazione. Ognuno di noi ha avuto un ruolo ben preciso, con una volontà, che era quella di realizzare questo evento. Per noi sarà magari un piccolo evento, però ci stiamo mettendo il cuore che può diventare un grande evento. Detto questo, devo ringraziare Salvatore Asaro, devo ringraziare Alessandro Burzotta, l'amico Vincenzini e tutti gli artisti che comunque abbiamo contattato e hanno accettato il nostro invito, tutto ciò sempre nell'interesse di promuovere un territorio che si chiama Borgata Costiera. Noi tutto sommato stiamo cercando di valorizzare quei quartieri della nostra città che sono stati dimenticati dalla politica del passato. Io sin da subito dopo essere stato eletto mi ero prefissato che dovevo dare delle risposte proprio a quelle frazioni. Borgata Costiera è una di queste, perché va a raggruppare quelle zone come Mazzara 2 e la via Potenza. Detto questo, io posso solo dire che la notte rosa non è, ma io auspico alla politica mazzarese in chiave futura di approvare la mozione che è sottoscritto e presentato in Consiglio Comunale nell'interesse di promuovere tutta la città e non solo i quartieri. Una notte dedicata alle donne sarebbe qualcosa di eccezionale, qualcosa di inverosimile, però è qualcosa che si può fare, tutto ciò se siamo maturi. Io da parte mia la mia volontà la sto mettendo, se ci sarò sicuramente la prossima legislatura, a prescindere se sarò opposizione o maggioranza, sarò sempre favorevole a questa manifestazione, perché oltre a dare lustro e un'immagine positiva della Sicilia come comune capofila, possiamo garantire che tutto l'indotto ne trarrà benefici, a prescindere comunque l'evento che è sicuramente di fondamentale importanza, perché l'abbiamo visto nella costa romagnola. Quindi sensibilizzo la politica mazzarese, sensibilizzo gli amici di Mazzara del Vallo, sensibilizzo la città di Mazzara del Vallo affinché questa manifestazione si possa realizzare. Nel nostro piccolo stiamo cercando di realizzarla nella vicina Borgata, su una provocazione, non è una notte rosa, ma ha indossato qualcosa di rosa, e proprio ho visto che il pubblico ha risposto veramente con serietà e sicuramente avrà accettato il nostro invito, perché si vedono già molti bambini, ed è bello i bambini, le donne vestiti di rosa, ma non solo, anche gli uomini. L'evento sarà articolato, sicuramente il finale sarà con effetti speciali, ma non ci sarà solo il finale. Sottoscritto ha voluto il Calandre Calandra, ha voluto Massimo Spada, perché sono artisti che io mi porto da dietro, perché li conosco, perché rappresentano proprio l'orgoglio siciliano, e io in qualità di mazzarese sono orgoglioso di essere mazzarese e siciliano. Perfetto, quindi godiamoci un po' adesso lo spettacolo sul palco di Borgata Costiera e poi torneremo qui con le interviste di tutti gli ospiti. Benvenuti a Borgata Costiera in Festa. Ancora un applauso per gli Undo e Riccardo Russo che hanno cantato i Pink Floyd, She Knew Crazy Diamond. Sicuramente voi tutti già mi conoscete, io sono il grandissimo Alessandro Burzotta, mi avete già visto sicuramente in Rai. Io ho 22 anni, ma ho circa 20 anni d'assenza dalle scene, per cui già a 2 anni ero un grandissimo artista. Io ho fatto tantissime cose nella mia vita. Mi avevano chiamato già ai tempi del karaoke
per presentare il karaoke che poi presentò Fiorello. A me mi hanno scaricato perché stavo poco bene. Ho avuto diverse occasioni sempre per farmi vedere, ad esempio, non so, Titanic, dovevo essere io il Jack a fianco di Rose, ma alla fine per un colpo di febbre non ho potuto nemmeno fare quella parte. Sanremo mi avevano fatto un contratto per 8 anni di seguito, se avevo sostituito già Pippo Baudo, tutti quelli a venire, niente da fare. Ma comunque, adesso questa sera sono qui, mi sono ripreso, dopo 20 anni salgo sul palco e comunque, grazie, la mia carriera è veramente è enorme, inspiegabile. Poi diciamo la mia vita sentimentale, no? Anche la mia vita privata. Io ho avuto una relazione con Ainette Steven durata 2 giorni circa. Poi ero anche amico di Costantino, quello di Là Uomini e Donne, quello che fa le sfilate. Poi se ne va in giro ma che è? Stronzo Costantino che proprio fa rappresentante della Folletto, grazie dell'applauso. Ciao amico. Ciao, mi assento 20 minuti, arrivo subito. Dov'è che vai? Vieni qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Fate un applauso ad Alessandro. Di più. Grazie. No, aspetta, cos'è che stavi dicendo? Hai avuto una storia? Io ho avuto una storia con una mia amica qui di Costiera, si chiama... No, ho sentito Ainette. No, Anita Stevanenko, non c'entra niente. È di qua, Stevanenko dell'isola? Sì, perché viene dalla Croazia. No. Poi Costantino, un mio amico che viene da Castelvetrano, un paese qui vicino. No. Costantino! Buonasera! Alessandro Burzotto e Costantino sul palco, già vi siete guadagnati tantissimi applausi, presentare questa serata sarà veramente divertente. Vabbè, però è iniziata benissimo, abbiamo un comico che giustamente lo conoscono tutti, è di casa, Alessandro è stato bravissimo, un po' 007, siciliano, vestito, molto pinguino. Tu cosa ne pensi presentare con Costantino? Per me è un grandissimo piacere, veramente. Si aspettava giustamente una gnocca, invece sono arrivato io. Mi hanno portato il maschio, quindi all'ultimo momento ho dovuto prendere quello che veniva. Avrei preferito Ainette, però arriva. No, sono veramente contento, di una grande soddisfazione, un grande piacere per me stare a fianco di Costantino. No, vabbè, sono un casinista io. Ed è bellissimo, abbiamo cominciato bene. Siamo partiti. Come vedete, Come continuerà la serata? vabbè, tu sarai qua, la vedrai, giustamente la vedremo, e abbiamo iniziato con giustamente adesso un comico, con te che ci fai l'intervista. Questo è tutto backstage, abbiamo voluto proprio che giustamente l'intervista fosse posta qui per vedere quello che comunque sarà la piazza, sarà la serata, e poi le immagini che offrirete voi saranno tutto ciò che noi riusciremo di meglio a mostrarvi. Perfetto, questo è stato l'inizio della serata di questo bellissimo spettacolo. Poi arrivano le donne arriveranno. Poi dopo arrivano. D'altronde è una serata dedicata alla rosa, quindi ci saranno tantissimi personaggi al femminile. Vedremo quindi chi salirà sul palco e continueremo a chiacchierare anche con i presentatori. Sarà la sua fidanzata, 2 giorni, avete sentito prima? Non voglio parlare di politica perché è come sparare sulla Croce Rossa. Solo 2 connotazioni: la grande soddisfazione che ho avuto con il senatore Bossi, un piscarro che emana a mezza a rugna magari rido, e ha avuto il coraggio di dichiarare: se scopro chi mi ha ristrutturato la casa lo denuncio. Ma perché tu un nerdo? Cioè, se a me mi ristrutturano la casa senza che io ne saccio niente e non mi mandano soldi, ci va dumo una cannina a mezzo cuore. Questo è il paese dove i ministri si trovano in case rialate e dicono: come fosse cornuto che mi ha rialato la casa? Ma perché tu all'atto un nerdo? Non lo so. Massimo Spada appena sceso dal palco, risate a profusione questa sera abbiamo visto dagli spettatori. Siciliano e sicilianità, filo conduttore del suo spettacolo. Esatto, siciliano e sicilianità. Orgoglioso, fiero della mia terra, nonostante le cose non vadano per come devono andare, ma credo molto in questa classe nuova di giovani che dicono no alla mafia, dicono no al pizzo, dicono no, e quindi credo che ci siano tutti i presupposti stavolta perché questa terra cambi il proprio volto, che è famoso nel mondo solo per le cose tristi, per diventare meta di turismo internazionale, meta di bellezze storiche, meta di cultura,
perché noi eravamo Magna Grecia, siamo stati normanni, siamo stati arabi, siamo stati la culla di una civiltà che è nata in Europa grazie anche a Federico II di Svevia, che riuscì a portare la Sicilia a dei livelli incredibili. Non dimentichiamo la nostra storia, perché se dimentichiamo la nostra storia siamo un popolo che non ha futuro. Cosa ne pensa della serata? Siamo ancora agli inizi, però sicuramente ci saranno tante sorprese. Beh, la serata mi sembra abbastanza piacevole, anzi molto piacevole, c'è un pubblico eccezionale, c'è un pubblico che ha voglia di ridere, di divertirsi, ci sono dei personaggi illustri, ci sono i bellissimi, le bellissime, i bravissimi, le bravissime, insomma c'è un po' di tutto, quindi il varietà completo in ogni sua forma. Ad allietare la serata questa sera ci sono anche gli Undo, una famiglia che si allarga continuamente, tante le ragazze che stanno cantando questa sera con voi. Cosa ne pensi della serata? La serata è sicuramente una manifestazione che sta dando prestigio qui a Costera e quindi è ovvio che va ringraziato tutto l'entourage organizzativo, da Foggia chiaramente a Salvatore Asa e tutti gli altri. E poi devo dire, per quanto riguarda noi, che gli Undo sono una famiglia, abbiamo le nostre cantanti Silvia, Angela, Federica, Clara, Piero no perché il batterista non se lo fila a nessuno, e poi la mitica Corinne qui che è, oltre ad essere la pupilla un po' del satiro d'oro della scuola, ormai praticamente è una nostra componente. Un repertorio davvero particolare questa sera, come sono state scelte le canzoni? Sì, perché insieme a Salvatore Asolo si è parlato, lui è un grandissimo estimatore dei Pink Floyd, Joe Bonamassa, e per cui ci pareva giusto a questo punto dare tributo a lui e anche a questi grandi musicisti, ultimamente anche un po' ricordati non abbastanza, e mi pare che ha funzionato. Voi avete aperto la serata, un impegno importante. Sì, vabbè, ovviamente per noi, insomma, io e Piero siamo molto anziani e quello per noi è normale. Per le ragazze, no, sto scherzando, effettivamente è stato impegnativo, però ci piace e lo facciamo molto volentieri. Ringraziamo appunto chi ha voluto averci a tutti i costi. Ale, scusa, guarda che ho incontrato dietro le quinte, prego signorina. Non era la tua fidanzata? Applauso! Ainet! Buonasera Mazzara del Vallo, buonasera. Senti Alessandro, ma mi dicono che prima parlavi di me, non so. No, lui ha detto proprio che tu sei stata per 2 giorni la sua fidanzata. No. Ah, però. Quindi io mi metto qui così adesso te la sbrighi tu. Spiegami meglio. No, io mi ricordavo di te molto più bassa, sinceramente. Era senza tacco, vuoi dire? Guarda, ti dirò di più, quella sera mi hai anche dato buca. Ecco, hai visto? Io, grazie, io sono un grande. Quanti soldi gli hai dato? Anche quanto ti è costato? No, non mi è costato per niente, diciamo la verità. Io Net l'ho scaricata perché voglio di più. Uomini, che bisogna fare? Siete un male necessario. Net, ti prego, perdonami, non volevo quella sera. Vorrei ritornare con te. Qui davanti a tutti
Ti dico che... Vorresti quell'appuntamento a cui non sei andato? Sì, esattamente. Vabbè, andiamo avanti con lo spettacolo. Mi devi riconquistare. Dai, adesso lascia vediamo. stare, andiamo avanti. Alessandro e Costantino, siete stati accontentati, una bellissima sul palco con voi. Finalmente, non ne potevo più. Facciamo questo scoop, è la mia fidanzata, sarà la mia fidanzata per 2 giorni. Guarda, non lo voglio più, sono beata fra gli uomini, non lo voglio più. Benette, cosa ne pensi di Mazzara, dello spettacolo? Bellissimo, stupenda, guarda, adoro essere circondata di tutta questa gente genuina e carica di energia. Una serata meravigliosa. Il fidanzamento come procede? Per ora bene. Costantino è scomparso. Dove eri finito? Lei è il primo piano a lei, cioè, io mi defilo. Com'è Nette? Bellissima, meravigliosa. Devo ridire tutto quello che dicono già tutti gli uomini? È bella, è simpatica, bugia. È il suo punto di forza per far innamorare le donne. Non è vero. Com'è Nette? È bellissima, vattene Costantino, lui è un maschiaccio, è duro. Vuole dire qualcosa a lui? Adesso Alessandro ha guadagnato 10 punti però. Adesso andiamo avanti la nostra relazione, sei ancora più bella adesso. Grazie amore, te lo sei guadagnato un bacetto. Quanto sono gelosi i maschietti in questo momento. Benissimo, continuiamo quindi questa serata in bellissima compagnia, ancora tante ragazze stupende sentiremo, saliranno sul palco. Al momento c'è Carolina che canta. Ne vedrete altre, ne vedrete. Andiamo avanti. Iperdamucia via, variano campinoni, ciccaretto di lume cori. Come io dai ascoltare, ciccaretto di lume cori, come io dai ascoltare. E quando cantava magia, e quando cantava magia, e quando cantava magia, e quando cantava magia, quando macarrona mi mangiasse come dica. Nel sogno che la via c'è una compagnia, si stava in luna e cano te la fuma. Siciliano di Cusciano, io non ti voglio, la sera spado l'occhio, se mi era smossa forse fosse pure meglio. Siciliano di Cusciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di sole. Scrivo e canto canzoni pittia, scrivo ma tutto non è. Scrivo è un saggio I Calandra sono appena scesi dal palco, un palco infiammato dalle vostre canzoni. Guarda, io devo dire, stasera stavo morendo dal freddo, c'era un freddo glaciale, meno male che il pubblico rispondeva con il suo calore, allora siamo riusciti un po' a riscaldarci anche noi, ma il freddo, guarda, ho ancora i brividi addosso. Devo dire che forse lui era nel lato nord del palco, io stavo a sud, vi dico che a sud c'erano 40 gradi. Si vede forse, non so se si vede, si sente il fiatone, stanchissimi ma soddisfatti, una bella kermesse, possiamo dire, si può dire kermesse, un bellissimo pubblico e speriamo di aver colto nel segno e fare avvicinare ancora sempre di più le persone alla nostra musica, alla musica siciliana. L'Asinello, anzi lo Sciccareggio, il vostro portafortuna sul palco. Sì, guarda, devo farti una confessione, era da molto tempo che non lo portavamo con noi. Però sentivamo che questa sera era magica e quindi abbiamo voluto, come dire, fargli di nuovo calcare i palcoscenici, quelli importanti. Sì, perché noi, non credo anche da Mazzara, sì, sia partita una volta, sono partite veramente tante cose che poi sono state interrotte, ma lo Sciccareggio c'era e questa sera abbiamo voluto riportarlo proprio perché speriamo che da qua possano partire nuovi progetti. Cosa rappresenta questo Sciccareggio? Per noi, guarda, fa parte proprio della nostra storia,
Noi ci vogliamo tantissimo bene, è un nostro portafortuna, ma possiamo dire che ha portato fortuna a tantissima gente che lo ha toccato. Non diciamo qui, non stiamo ad allungarci o ad elencare tutte le persone che l'hanno accarezzato, toccato almeno per una volta, però quel sciccareggio ha portato tantissima fortuna. Per dirne una, l'ultimo l'ha toccato Giulio Andreotti. Ma è morto, scusa. No, mi sono confuso. Vabbè, comunque ci sono tantissimi artisti, ma l'ha toccato veramente. Va bene. È vissuto tantissimi anni. Sì, quindi contiamo di vivere almeno il doppio noi. Andreotti. Sì. Solo che il problema nostro è che ci vogliono 2 poltrone, quindi fateci largo perché abbiamo bisogno di sederci anche noi. No? Sì. Ok. Ciao e grazie. Grazie ai Calandra e Calandra, torniamo a vedere cosa succede sul palco e poi vedremo altre interviste, sentiremo tantissimi altri ospiti. Carolina Marconi è appena scesa dal palco, una canzone stupenda, ti vedremo anche al cinema. Sì, infatti non vedo l'ora, è il mio primo debutto al cinema e quindi sono emozionata. Sicuramente tanta gavetta dopo il Grande Fratello e un po' cosa ne pensi? 9 anni di teatro! Cosa ne pensi di Mazzara? Hai detto che sei di origini siciliane. Sono origini siciliane, io adoro la Sicilia. Appena sono arrivata, perché il mio piatto preferito è sarda e beccafico. Quindi c'è la mamma di Aldo, una famiglia stupenda, praticamente quelli che ci hanno ospitato per la serata, mi ha fatto trovare le sarde e beccafico. Buonissime. Io adoro. Poi anche la pasta alla norma, mi piace tanto, tutto. Il film che uscirà, quando uscirà e come si chiama? Si chiama Fino a prova contraria e uscirà a febbraio, il prossimo anno, 2014. Tantissimo in bocca al lupo per la tua carriera e continuiamo la serata qui a Borgata Costiera. Grazie. Grandissima serata qui a Borgata Costiera, una serata che si è avuta anche grazie alla famiglia Licata che si mette sempre a disposizione per quanto riguarda queste manifestazioni, questi spettacoli in cui c'è la moda, lo spettacolo e tanta musica.
È un modo per stare vicino ad una borgata che ci ha sostenuto con forza e con vigore. Noi con altrettanta forza e vigore diamo sempre la nostra disponibilità per gli abitanti di questa bellissima borgata, perché abbiamo un legame molto forte con Mazara del Vallo, che è il nostro consigliere Francesco Foggia, che è davvero un esempio di buona politica, di come ci si spende per un territorio che ha bisogno di essere degnamente sostenuto. Ospiti che sono anche amici. Noi ormai terza volta che siamo a Borgata Costiera, il primo ringraziamento, i complimenti sinceri vengono fatti a Francesco Foggia, perché quotidianamente, anno per anno, ha dimostrato di essere legato a tutto il territorio Mazara del Vallo, ma in particolar modo alla Borgata Costiera, per cui quando mi ha chiamato e mi ha informato che aveva intenzione di fare questa serata, io che frequento spesso Milano avendo delle amicizie ho detto: ragazzi, diamo una mano d'aiuto al nostro amico Francesco, e devo ringraziare tutti coloro che sono venuti addirittura da Cuba, Lina, con Dennis, Frank, Carolina, Mara, Claudio, Ainette, Costantino Vitagliano, Camilla. Ringraziare tutti coloro che sono venuti, perché questo è un periodo di ferie, anche chi fa spettacolo, chi va in televisione, questo è un periodo di vacanza, perché poi a settembre si inizia a lavorare, quindi ringrazio voi pubblicamente perché siete stati vicini a noi e quindi vicini anche a Francesco, che è una nostra punto d'orgoglio in questo territorio. Francesco Foggia, promotore appunto della serata, in collaborazione ovviamente con la famiglia Licata, uno spettacolo bellissimo questa sera. Sì, naturalmente abbiamo lavorato in sinergia nell'interesse comune, quello di dare comunque un sorriso a questa comunità che è Borgata Costiera. Come ha detto Doriana Licata, Borgata comunque ci ha rappresentato politicamente degnamente nelle ultime regionali, era giusto e doveroso venire qui dopo anche la campagna elettorale per dimostrare che siamo vicini nell'interesse comune, che è quello sicuramente di salvaguardare tutti i quartieri della nostra città. Io ringrazio l'amico Aldo perché ancora una volta ci ha permesso di portare personaggi di fondamentale importanza che sicuramente hanno dato quel tocco in più alla nostra città di Mazara del Vallo. In questo caso parlo delle quote rosa che abbiamo qui presenti. Un impegno tutto sommato va dato anche al dottor Doriana Licata, che magari ogni giorno magari la stressavo, visto e considerato che non riuscivo magari a intralciare a suo fratello. Detto questo, sempre e comunque per cercare di lavorare in simbiosi e nella media migliore, perché comunque i personaggi che abbiamo avuto questa sera sono tutto rispetto. Io magari non li conosco come l'amico Aldo, ma diciamo che sono amici in comune, perché comunque io li conosco di vista, magari televisivamente parlando, perché magari l'ho visto in televisione, e posso dire che hanno sicuramente la platea l'hanno sicuramente deliziata con le loro performance, ci hanno pure emozionato. Proprio c'è questa ragazza che mi ha emozionato, non so se è una ragazza, ma secondo me sarà una brava donna, Alina, che io non conoscevo ma adesso conosco, mi fa piacere che fa parte della famiglia Licata e di conseguenza fa parte anche della mia famiglia. Detto questo, più che altro dico Aldo Licata che naturalmente queste non sono puntate sporadiche, e speriamo che negli anni possiamo comunque portare in questo territorio, e non solo a Mazara del Vallo ma anche nella vicina Campobello, personaggi di fondamentale importanza che sicuramente fanno fare salto di qualità. Una voce meravigliosa, con una musica cubana che ha scaldato i cuori. Infatti poco fa proprio Doriana mi diceva che è stata proprio emozionata dalla tua voce. Alina, cosa ne pensi della serata? È straordinaria come il popolo siciliano, come loro, come la famiglia Licata, io penso che ho cantato col cuore, è il mio cuore che stava espressando tutto il ringraziamento, tutta l'emozione, tutto l'amore, ridandolo, l'amore che ho ricevuto, è una cosa importantissima per un artista. Io auguro alla Sicilia, l'ho detto prima, Doriana ha una carriera straordinaria politica, alla Sicilia tante cose belle, perché posso dire, io mi emoziono ogni volta che menziono quel nome lì, che dico quel nome. La Sicilia è una isola straordinaria come Cuba è una isola piccola, piccola, però è la più grande del Caraibi, però con un cuore. I cubani siamo persone che andiamo avanti, non guardiamo gli ostacoli, non vediamo i sacrifici, andiamo sempre avanti. Questa è la cosa più importante, perché alla fine l'essere umano, quello che ci lega è l'amicizia e l'affetto, perché siamo esseri umani. Quindi grazie. Una serata in cui il filo conduttore sembra essere appunto la Sicilia. Poco fa infatti Carolina diceva che è di origini siciliane da parte di nonna o di nonno? Di nonno.
Beh, ci sono tante cose da dire, no? È tempo che non vengo nella Sicilia, io adoro la Sicilia e devo dire che loro mi hanno accolto, la famiglia Licata, mi hanno trattato come una principessa. Io non li conoscevo e adesso penso che nascerà un'amicizia perché sono favolosi, veramente. Io sono stata veramente bene, sono stata accolta bene e... Carolina poco fa mi diceva che sono state meravigliose, è stata meravigliosa la cena, le sarde a beccafico fatta da tua mamma. Sì, infatti un'unione familiare che comunque sia noi che siamo nord, sì, che comunque sia la Sicilia sente molto, ecco, la famiglia. Loro sono la famiglia. Cosa ne pensi quindi della serata, di tutto questo amore che c'è nell'aria? Beh, io sono felicissimo prima di tutto per Francesco perché la serata ancora non è finita, ma diciamo volge quasi al termine. Ha organizzato come sempre e curato la serata nei minimi dettagli. Sono contento che gli amici che ho chiamato io dai vari posti di vacanza che sono venuti hanno dato quel tocco in più, perché così è stato, e spero che questa possa essere una delle tantissime altre manifestazioni che molto probabilmente noi, ma anche altri, potranno fare nella città di Mazara, ma soprattutto in questa borgata costiera, e lo sottolineo ancora una volta, è una parte di questo territorio a cui noi siamo particolarmente legati. Molto probabilmente ne faremo qualche altro. I valori sono importanti non solo per la famiglia ma anche per la politica. Noi abbiamo cercato di trasportare la nostra unità familiare nell'unità del gruppo che abbiamo messo su in provincia, e quindi abbiamo cercato di mettere su un'aggregazione di valori che possa davvero cercare di risollevare questa terra che deve essere difesa. Continuiamo allora con questa serata, Borgata Costiera in festa. Non è una notte rosa, ma di certo è una notte dedicata a Rosa. Ma va là? Sì. Ma cosa mi dice ma va là? Sì. Ma cosa mi dice ma va là? Ma pensi che io avevo un sarchiapone? Sì. Un mio amico aveva un sarchiapone e se l'era portato veramente non dall'Africa, ma bensì dall'Asia. Dall'Asia? E quello lì mangiava carne. Asiatico. Ah, lo vede, che non parlo mica a bambera io. Questo è americano. C'è della gente che parla del sarchiapone, nemmeno sa cos'è il sarchiapone. C'è della gente che parla del sarchiapone, nemmeno sa che esiste il sarchiapone. Il sarchiapone americano è vegetariano, quello asiatico è carnivoro. Accidentaccia. Senta, il suo sarchiapone in casa lo lascia libero o lo tiene chiuso in gabbia? In casa? Libero! Libero! Libero, signora, andiamo! Queste sono cose che sanno tutti. Il sarchiapone americano va lasciato libero! Quell'asiatico no, eh? Quell'asiatico va tenuto in gabbia, quell'asiatico è pericoloso. Come è pericoloso, scusi? Dico... quell'asiatico. Quell'asiatico, sì. Dico, quell'asiatico quando quell'asiatico, il mio amico lo teneva nel canile. Canile? Canile? Che sembrava canile, ma non era canile. Lo teneva nella cuccia, nell'albero. Sopra l'albero, sotto l'albero, sopra la panca la capra campa, lo teneva sul cuscino, nella vasca, senza l'acqua, perché non ci metteva l'acqua. Insomma, a me quella bestia lì mi sta antipatico, guardi. Io quella bestia lì non la posso vedere. Io mi devo andare così con me. Io non l'ho comprata apposta perché non sapevo dove metterla. E nella gabbia no, e nella cuccia no, nella scatola no. Ma va a morire ammassata quella bestiaccia lì. Non lo voglio vedere. A lei glielo faccio vedere. Ma cosa fa? Aiuto! Capostazione, delinquente! Il sarchiapone! Aiuto! Capostazione! Ma di cosa si fa? Scenda giù! Guardi! Ha visto? E quel sarchiapone? Ma di cosa aveva paura? Il sarchiapone dov'è? Il sarchiapone non è mai esistito! È un mio trucco! La gente si spaventa, se ne va e io mi posso sdraiare e dormire tranquillo, ha capito? Il sarchiapone non esiste.
Asiatico. Il capone asiatico. Americano. Americano. Avevo capito subito io. Lei l'aveva capito. Sono mica un imbecille io. Lei potrà pagare, perseguiteremo i suoi figli. E vide i suoi figli, e vide i suoi figli, e vide i suoi figli, perché si sa, la pelle è figlio da pollo, poi c'è una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vengono a galla per guardare la palla fatta da pelle, figlio di... Chi è lei? Sì, puttana. Quasi la standing ovation, perché la conoscono tutti. E allora la domanda da 1 milione di euro. Per favore non mi chiami signora Maria. No. La signora Maria si è presa di coraggio. Allora se lei non vuole essere chiamata signora Maria, mi dica qual è il suo cognome. Mi chiamo di cognome Rinello. Allora, signorinella, mi ascolti. Signorinella Maria, la domanda da 1 milione di euro è una domanda di calcio. Lei se ne intende di calcio? Sono bravo. È brava, la signorinella Maria è brava con il calcio, allora sarà facile per lei rispondere a questa domanda semplicissima. Sì. Allora la domanda è la seguente: nel 1937 fu disputata una partita di calcio a 5 tra Partinico Bassa e Canicatia Roccata. La partita finì 1-0 con gol di Abdullah al 45esimo del secondo tempo per 1 milione di euro. Come fu segnato il gol, signora Maria, lo so, è dura ma il gioco ne vale la candela. Ma se perdo sapore me ne infilo la candela. Signora Maria, allora ci dica per 1 milione di euro come fu segnato il gol. Beh, rispondo al culo. Allora, dico rispondo a culo. Cosa ha detto? Rispondo al culo. Mi chiede di sapere così. Rispondo a culo. Voglio dire culo. Lo posso dire? Accendo il culo. Ha segnato di culo. La signora Maria vince 1 milione di euro. Signora Maria! Signora Maria, come spenderà questi soldi? Che puttana! Direttamente da Made in Sud, Matranga e Minafò, proprio questa sera qui a Borgata Costiera, cosa ve ne è sembrato della serata? La serata è bellissima, noi siamo usciti all'1:15 insieme a Marzullo, l'899, insomma, quindi adesso non so a che ora andrà in onda questa cosa, però chiamami. Sì, l'orario quello è, chiamami, se vuoi vomitare chiamami. È una bella iniziativa, speriamo che ce ne siano altre in questa parte, perché poi Mazara del Vallo è veramente un posto eccezionale, cioè anche Borgata Costiera, veramente pieno di ragazzi, non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo di trovare veramente, devo dire la verità, solo vecchi, invece pieno di ragazzi, è stato veramente bella. Come è stato il pubblico? Il pubblico fantastico, conoscevo i tormentoni, quindi ci siamo proprio divertiti insieme a loro. Quindi salga con noi colui che ha organizzato tutto questo. Dove sei, Francesco? Qua. Un applauso a Francesco. Un applauso! Dai su, siamo sugli ultimi applausi. Grazie per il tuo contributo, splendida serata. Vuoi dire qualcosa? Buonasera a tutti, naturalmente posso garantire che stasera mi sono emozionato e sono ancora emozionato. Sicuramente la prima cosa che devo fare è ringraziare tutte quelle persone che mi hanno collaborato. Parlo dei miei amici, Salvatore, Alessandro, Alessio, la classe operaia, i volontari, le forze armate, la polizia municipale, però un grande applauso va soprattutto a tutte voi, che comunque siete stati comunque da esempio per la città di Marzana del Vallo. Tanti mi chiedevano perché Borgata Costiera e non farla a Mazzara. Ebbene, la risposta era molto semplice. Io amo Mazzara, Borgata Costiera fa parte di Mazzara. Io devo ringraziare questi grandi artisti. Per me stasera è un sogno comunque essere qui. Tutto ciò comunque grazie all'amico Aldo, che comunque io chiamo qui sul palco, perché senza di lui io non avrei avuto qui la possibilità di portare né Costantino né Netti, per non dire tutte le altre, per non fare comunque un torto, Carolina, eccetera eccetera. Ma soprattutto vi posso dire chi mi ha emozionato sono proprio i mazzaresi. Alessandro per me è stato un grande. Grazie.
Liurdo, gruppo mazzarese che io magari non conoscevo, stasera hanno delizzato tutta la platea e continueranno ancora a farlo, soprattutto con l'ultimo brano che io già so e che vi consiglio di ascoltare perché ci sarà un bel finale a lieto fine. Io ti ho detto circa 2 anni fa, 3 anni fa, quando vi ho conosciuto tutti, che la mia presenza qui non era sporadica, non solo con gli eventi ma anche col mio modo di fare. Ormai diciamo che sono quasi un borgheggiano. Spesso e volentieri mi vedete qui presente nell'interesse di dare delle risposte concrete a questo territorio. Ebbene, sono orgoglioso di farlo. Grazie. Passo la parola a Aldo. Buonasera a tutti, io ho poco da aggiungere, caro Francesco. Questa per me è la terza volta che vengo qua a Borgata Costiera con tanto piacere e con altrettanto piacere questa sera ti dico che c'è poco che io possa dire ormai, sono ormai conosciuto, noi siamo ormai conosciuti, con tutto il cuore ti dico e ti faccio i complimenti perché ancora una volta hai dimostrato grande attaccamento alla tua terra, alla tua città di Mazara del Vallo, soprattutto a questa Borgata, che vorrei ti facesse un grande applauso per come ti spendi giorno per giorno, sia nel quotidiano, sia con i tuoi rapporti sociali, ma anche con la politica. Io ho fatto quello che ho potuto fare, ho fatto i miracoli per fare venire Costantino, Enetta e tutti gli altri, Carolina e quant'altri, e ognuno era in vacanza, l'ho detto già prima nell'intervista, sono venuti, c'è un rapporto d'amicizia che ci lega e quindi sono stato contento che anche io nel mio piccolo ho potuto contribuire e far sì che questa serata ti riuscisse nel migliore dei modi. Mi auguro che questa, ma sono sicuro che così sarà, non sarà una serata sporadica, già l'abbiamo dimostrato, mi auguro che tu ne farai altrettante, tantissime altre durante l'arco dell'anno per regalare un momento di felicità, soprattutto in un momento in cui il paese si trova allo sbando, e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per quello che tu dovrai fare da ora in avanti fino alla prossima scadenza. Mi auguro con tutto il cuore che tu possa raggiungere i sogni prefissati perché sei un ragazzo che merita e voglio che tutti loro ti facciano ancora un altro applauso. Stasera l'applauso è solo tuo e tutto tuo. Un grande applauso a Francesco Foggia, se lo merita. d'artificio si chiude questa serata a Borgata Costiera, una grande festa di moda, musica e spettacolo. Arrivederci e torneremo la prossima volta. The windows go, I cannot put my finger on the wonder now. The shadows go, the limits go. I had it now.